Una privilegia un settore a discapito di altri, le parole del presidente di Confindustria Venezia dopo la circolare del Viminale sui tamponi gratis ai portuali. Nel frattempo si monitora la situazione di Venezia dopo l'annunciata battaglia di Trieste, autorità portuale e sindacati, situazione sotto controllo e massima collaborazione con la prefettura. No al Green Pass sul luogo di lavoro all'Electrolux di Susegana, proclamate 8 ore di sciopero per venerdì, giorno dell'entrata in vigore del provvedimento. A Treviso intanto vertice in prefettura in vista del 15 ottobre, rischio tensione non solo nelle aziende ma anche nei punti tampone che verranno allestiti per fronteggiare la mole di test da fare. Anche l'agricoltura lancia l'allarme, 2000 lavoratori del settore non vaccinati raccolti a rischio. Coldiretti chiede semplificazioni per i controlli dei lavoratori con il certificato. Non ce l'ha fatta la ragazzina di 11 anni investita lunedì sera da un furgone mentre attraversava la strada a Campo d'Arsego. Il sindaco annuncia per i funerali, pensiamo al lutto cittadino. Ennesimo infortunio mortale nella Marca trevigiana, a perdere la vita un operaio di 48 anni, padre di 3 figli, il dramma a Caerano di San Marco. Campane a festa nelle chiese della diocesi di Belluno Feltre, gioia tra i fedeli del Veneto. Albino Luciani sarà proclamato beato, il via libera di Papa Francesco. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano ancora la questione delle polemiche tra Green Pass e tamponi. Sale la tensione tra i lavoratori portuali dopo le proteste di Trieste e Venezia. Per ora la situazione è tranquilla. Secondo il presidente di Confindustria Venezia Marinese, la circolare del Viminale privilegia un settore rispetto ad un altro. I porti non si possono fermare. Per scongiurare il rischio di compromissione dell'operatività nel caso di un alto numero di addetti senza il Green Pass, il Viminale ha raccomandato in una circolare alle imprese del settore di mettere a disposizione del personale sprovvisto di Green Pass tamponi gratuiti. Una decisione inopportuna, secondo il presidente di Confindustria Venezia. È una circolare che introduce degli elementi nuovi, è una circolare che mette in condizione l'azienda addirittura di attrezzarsi per fare i tamponi. È una circolare che non ci voleva. Uno meno diplomatico di me direbbe che è una circolare inopportuna. Mettere regole su regole non conviene, non porta non giova nessun vantaggio per nessuno. Dobbiamo cercare di mantenere, dato che parliamo di portualità, la barra dritta e evitare che ogni ministero si inventi delle regole diverse o fatte ad hoc per un settore rispetto all'altro. E da qui scoppia l'ulteriore polemica con il Comitato dei Lavoratori Triestino che annuncia: se non verrà ritirato l'obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro si bloccheranno le attività del porto, non solo per i portuali ma per tutte le categorie di lavoratori. Alta tensione anche a Genova, mentre a Venezia per il momento sembra essere tutto sotto controllo. Al momento non abbiamo segnali di problemi di criticità. Se non che effettivamente c'è più di qualche lavoratore che ha difficoltà ad andare a fare il tampone. Questo sì, perché c'è un problema di prenotazioni e c'è un problema di overbooking nelle farmacie, piuttosto anche di tempi tecnici proprio per ottenere la certificazione una volta fatto il tampone e quindi dare la possibilità ai lavoratori, perché bisogna farli una volta ogni 48 ore, dare la possibilità ai lavoratori di effettivamente avere un hub dove potersi andare a fare i tamponi per venire a lavorare, perché non è giusto che i lavoratori che vogliono farsi il tampone e venire a lavorare non trovino neanche questa possibilità e perdere anche la busta paga. C'è poi un altro aspetto. Ma che alcune figure sono talmente specifiche e altamente professionalizzate che è anche difficile trovare qualcuno che li sostituisca e che li reperisca. E sto parlando di tutti i lavoratori dei trasporti, treni, aerei, logistica, portualità. E quindi occorre che ci sia da parte dello Stato o della Regione la possibilità di avere effettivamente una via di accesso per fare questi tamponi. Quindi questa è la richiesta che noi facciamo, avere la possibilità di avere accessi per fare i tamponi, calmierare i prezzi se non addirittura gratuiti e per tutta la filiera dei trasporti, perché sono comunque servizi pubblici essenziali.
Nel frattempo è arrivata la nota dell'autorità portuale in cui si spiega che si sta monitorando l'evoluzione della soluzione al fine di essere pronti a promuovere azioni coordinate per la migliore operatività dello scalo, e proprio al fine di garantire l'assistenza possibile l'ente ha disposto la presenza presso il sito di Porto Marghera e presso lo scalo di Chioggia di tutti i propri ispettori addetti alla sicurezza qualora si verificasse la necessità di intervenire tempestivamente per risolvere situazioni potenzialmente critiche. Nell'assicurare un continuo coordinamento con la prefettura, l'autorità portuale intende precisare comunque che ad oggi negli scali di Venezia e Chioggia la situazione, che verrà comunque attentamente monitorata nelle prossime settimane, appare nel complesso sotto controllo e non sono emerse criticità di rilievo. E no al Green Pass sui luoghi di lavoro all'Electrolux di Susegana sono state proclamate 8 ore di sciopero per venerdì, giorno dell'entrata in vigore del provvedimento. 8 ore di sciopero nel giorno di entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro. All'Electrolux di Susegana le rappresentanze sindacali interne della sede trevigiana del colosso svedese del freddo hanno annunciato la linea dura, la decisione al termine di un'accesa assemblea, una linea non improvvisa. A Susegana i lavoratori avevano già protestato contro il Green Pass quando ne era stato introdotto l'obbligo in mensa. Oggi è solo che peggiorata e chiediamo al governo e al sindacato il massimo impegno per togliere il Green Pass nei luoghi di lavoro. Nello stabilimento di Susegana, 1430 dipendenti, circa il 20% non è vaccinato contro il Covid e quindi per ottenere il Green Pass deve sottoporsi a tampone ogni 48 ore con costi insostenibili, denunciano le RSU per il lavoratore. Di qui la decisione di incrociare le braccia per 8 ore venerdì. Decisione, dicono le RSU, condivisa dalla stragrande maggioranza dei lavoratori. Qui anche lo sciopero che avevamo già fatto, perché noi abbiamo già fatto 4 ore 15 giorni fa, ha scioperato la larga maggioranza, tra vaccinati e non vaccinati non è cambiato nulla, più o meno quella è la dimensione, perché si accorgono tutti che quanto sta facendo il governo questo intervento pesante, un intervento eccessivamente pesante contro i lavoratori, contro il lavoro, e che mette in difficoltà non solo i lavori ma anche le imprese, creando un clima impossibile. Questa cosa qui è capita da tutti e per questo protestano anche coloro che, come il sottoscritto e tanti altri, è vaccinato. E restiamo nella Marca trevigiana perché i punti tampone saranno sorvegliati dalle forze dell'ordine perché si temono delle tensioni. Il prefetto Laganà raccomanda a tutti di avere pazienza ed evitare forzature. Sicuramente i punti dove vengono fatti i tamponi sono attenzionati, anche alcune realtà produttive dove sappiamo esserci una certa effervescenza saranno attenzionati. Ecco, io mi auguro che comunque ci sia veramente questo presidio, ma senza necessità di interventi. Conto molto sul senso di responsabilità di tutti i cittadini. Controlli capillari ai punti tampone dell'ULSS 2 in concomitanza con l'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro sono quelli che Prefettura e Forze dell'Ordine stanno predisponendo, consapevoli che la messa in pratica del provvedimento creerà delle criticità e con esse dei momenti di tensione. Monitorate con particolare attenzione dopo gli scontri di Roma anche eventuali manifestazioni di protesta. Abbiamo fatto un comitato, devo dire che non abbiamo in questa provincia, diciamo così, notizie o così sensazioni che ci possano essere manifestazioni che non si svolgano in un clima, diciamo così, di correttezza. Ho anche appreso stamattina da quest'ore che non ci sono al momento trevigiani coinvolti nei fatti di Roma, e questo mi pare anche importante. Un vulnus potrebbe esserci quello legato al fatto che, questo è evidente, insomma è conclamato e confermato dall'ASL, non si sarà in grado di fare il tampone a tutti coloro che al momento risultano essere lavoratori e non essere appunto vaccinati o comunque esentati, e quindi questo potrebbe provocare nei punti dove si fanno i tamponi qualche, diciamo così, voluta o non voluta situazione di tensione. Non giova a nessuno, prosegue Laganà, compiere azioni di forza per una pura questione di principio. Tenere conto che già andare in un luogo di lavoro senza essere in possesso del Green Pass comporta una sanzione, quindi evitare di fare anche così
dico delle azioni di forza, perché poi è vero che si viene allontanati, ma si viene anche sanzionati. Domani pomeriggio il prefetto incontrerà il presidente di MOM, Giacomo Colladon, per fare il punto sui possibili disservizi sulla rete dei trasporti pubblici a causa dell'assenza di autisti e manutentori. È questo l'unico ambito in cui a ora c'è una reale preoccupazione. Qui, come per le possibili carenze sul fronte della raccolta dei rifiuti, conclude, ci si augura che si tratti di problematiche superabili dopo i primi giorni di rodaggio. E anche l'agricoltura lancia l'allarme: 2000 lavoratori del settore non sono vaccinati, raccolti a rischio. Sono 2000 lavoratori in agricoltura senza Green Pass, la stima di Coldiretti Veneto, che assomiglia di più a un SOS. L'obbligo del certificato scatta da venerdì per circa 8000 lavoratori del comparto che in questo momento sono impegnati nelle campagne venete, dove tra l'altro si sta per completare la vendemmia. E un quarto di questi, sia italiani che stranieri, non sono vaccinati. Di qui l'appello urgente del presidente di Coldiretti, Ettore Prandini. Dopo la firma del presidente del Consiglio Draghi al DPCM con le linee guida per i controlli, per non lasciare marcire le produzioni sugli alberi è importante intervenire per facilitare l'accesso al lavoro di quanti sono in regola. L'attività agricola è legata ai cicli stagionali delle coltivazioni e non può essere fermata. In primo luogo, continua Coldiretti, la semplificazione e la velocizzazione delle operazioni di controllo aiuta le aziende agricole che, essendo all'aperto, non possono contare sui tornelli per la verifica all'ingresso dei lavoratori. E in questo contesto è importante rendere disponibili alle aziende celermente i dati di chi è in regola con il Green Pass. Non solo, per garantire l'adeguata copertura degli organici necessari a salvare i raccolti è urgente introdurre strumenti flessibili concordati con i sindacati che consentano a percettori di ammortizzatori sociali, studenti e pensionati italiani di poter collaborare temporaneamente alle attività nei campi. In ogni caso, continua Prandini, c'è la necessità di prorogare i permessi di soggiorno ai lavoratori stagionali extracomunitari già presenti in Italia e di pubblicare il decreto flussi 2021. La cronaca ora non ce l'ha fatta. La ragazzina di 11 anni investita lunedì sera da un furgone mentre attraversava la strada a Campodarsego. Ci hanno creduto fino alla fine la famiglia di Emanuele e i suoi fratelli, i suoi amici e compagni di classe. Hanno pregato per lei e hanno continuato a sperare. Il suo splendido sorriso di undicenne si è spento all'ospedale di Padova nel reparto di terapia intensiva pediatrica, dove era arrivata lunedì sera dopo che un furgone l'aveva investita in via Pontarola a Rischigliano di Campodarsego. Erano circa le 19. Emanuela stava tornando a casa dal parchetto in bici, ha attraversato la strada all'incrocio con via Papa Luciani quando il furgone è arrivato. Alla guida un 36enne di Padova che a tutti ha continuato a ripetere di non averla vista. Le condizioni della ragazza da subito sono sembrate gravissime. Attorno a lei e alla sua famiglia si è stretta una comunità che oggi insieme la piange. Sia come genitore che come amministratore, veramente la notizia di questa tragedia ci ha sconvolto tutti, ha sconvolto tutti i cittadini di Campodarsego e quindi noi siamo naturalmente vicini alla famiglia, la tragedia è grandissima. Una notizia volata in un batter d'occhio nel paese, passata di cellulare in cellulare tra gli amici di Emanuela che non riescono a farsene una ragione e pensare che oggi doveva essere una giornata speciale, il primo giorno del corso di nuoto organizzato per i ragazzi di prima media dal comune e dalla scuola. Mi raccontava la preside dell'entusiasmo di questa ragazzina quando aveva deciso di partecipare, quindi oggi doveva essere veramente una giornata di festa, ma purtroppo non lo è. Una strada dove molti corrono, ci confidano i residenti. So che poteva giocare qua e dopo viene fuori dalla strada, non posso. Però vanno molto forte su questa strada. Tanto, quello sì, tutti. Pericolosa perché vanno troppo forte più che altro. Quello sì. È però ben illuminata. Sì, è illuminata, è molto illuminata per conto di molti anni. Intanto la comunità sta già pensando a come cercare di essere vicina alla famiglia. Adesso ho chiesto agli uffici se è il caso di fare anche la giornata di lutto cittadino, adesso vediamo, comunque noi saremo vicini con tutto quello che potremo fare. E schianto mortale nel pomeriggio lungo la Romea, a perdere la vita una donna di 63 anni, era insegnante a Marghera. Erano circa le 13:30 quando lungo la statale Romea a Lova di Campagna Lupia, Maria Pia Donega, 63enne residente a Rosara di Codevigo, è morta in un incidente stradale. La sua auto si è scontrata con un auto articolato ed entrambi i mezzi, dopo il violento impatto, sono usciti di strada.
I vigili del fuoco sono giunti sul posto con squadre da mira e Mestre con l'autogru per mettere in sicurezza i mezzi ed estrarre la 63enne. Ma nonostante l'intervento tempestivo anche dei soccorsi del SUEM 118, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro, la cui dinamica è ancora al vaglio. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per la deviazione del traffico rimasto bloccato a lungo e i rilievi. Nel frattempo si sono formate code lunghissime in entrambi i sensi di marcia, con gli autobus che accumulavano ritardi importanti. La vittima dell'incidente insegnava a Marghera. Ed ennesimo infortunio mortale sul lavoro questa mattina in provincia di Treviso, a perdere la vita un operaio di 48 anni, padre di 3 figli. Prima il pannello che lo travolge, poi la caduta all'indietro e l'impatto fatale. Pochi istanti e il dramma si è consumato a Caerano di San Marco. L'ennesimo infortunio mortale nella Marca. 48 anni, padre di 3 figli, è il macedone Nazif Dajaromski di Pieve del Grappa, l'ultima vittima di una lista troppo lunga. Erano le 11 in un cantiere edile di via Cadore. Secondo la ricostruzione di carabinieri e Spisal, l'operaio che stava lavorando su un muro interrato a cielo aperto è stato colpito improvvisamente da una paratia di metallo di 2,5 metri. L'uomo ha perso l'equilibrio scivolando all'indietro e impattando con la testa contro un grande fusto. Il decesso quasi istantaneo è stato causato dal grave trauma cranico. L'operaio è stato trovato a terra quando era già esanime. I colleghi sotto shock hanno tentato di rianimarlo e chiamato i soccorsi. Nel cantiere sono intervenuti medico ed infermieri del SUEM 118 che purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare la vita all'uomo. Sul posto sia gli ispettori del nucleo Spisal di Treviso che i carabinieri della compagnia di Montebelluna. In via Cadore anche il sindaco di Caerano di San Marco, Gianni Precoma. Sono in aumento gli incidenti sul lavoro, soprattutto nell'edilizia. A quanto pare sì, forse adesso non so quali siano le soluzioni migliori per poterle diminuire. Mi sembra che stiano lavorando anche a livello governativo per fare qualcosa. Speriamo che riusciamo a fare qualcosa per diminuirle, perché non dovrebbero più accadere queste cose. La procura aprirà un'inchiesta. Il 48enne lavorava da 7 anni alla ditta di costruzioni edili Parisotto Danilo. Un padre di famiglia ben voluto da tutti e un'altra croce nel bollettino di guerra degli infortuni. Ed ancora una notizia di cronaca da Verona. Una donna di 79 anni è stata violentata e rapinata da un ragazzo di 22 anni che era entrato nella sua abitazione da un balcone. È accaduto appunto a Verona nella notte tra sabato e domenica scorsi. Il giovane è stato arrestato dalla polizia. Quando è stato fermato aveva con sé ancora degli oggetti e dei documenti rubati a casa della signora. È stata la stessa anziana, terrorizzata dopo le minacce con un coltello e la violenza, a dare l'allarme. La polizia, intervenuta sul posto, ha poco dopo individuato ed arrestato il giovane. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. Linea alla regia. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con il telegiornale del Veneto. Hanno patteggiato in tribunale a Padova i 2 manager di Grafica Veneta coinvolti nell'inchiesta sul caporalato. 6 mesi di pena commutati in 45.000 euro di multa. Si è conclusa così in tribunale a Padova la vicenda giudiziaria di Giorgio Bertan e Giampaolo Pinton, rispettivamente amministratore delegato e responsabile della sicurezza di Grafica Veneta SPA, coinvolti nell'indagine della Procura della Repubblica di Padova che lo scorso luglio aveva portato all'arresto di 11 persone responsabili a vario titolo di caporalato nei confronti di 11 lavoratori pakistani dipendenti della BM Services, azienda trentina. Sfruttamento del lavoro, questo è il reato per cui il Tribunale ha accolto la richiesta di patteggiamento presentata dai difensori dei 2 manager che risarciranno le vittime con 220.000 euro. Prosegue intanto l'indagine nei confronti dei titolari pakistani dell'azienda trentina, accusati di sfruttare e picchiare i loro connazionali costretti a 12 ore di lavoro al giorno. Davanti al Tribunale si sono organizzati in presidio i sindacati.
Grande gioia a Belluno e in tutto il Veneto. Papa Luciani sarà beato. L'annuncio è stato dato oggi da Papa Francesco al termine del processo che si è concluso con il riconoscimento del miracolo avvenuto nel 2011 a Buenos Aires per intercessione del Papa del Sorriso. Per gli onori degli altari sono passati 18 anni e tra i testimoni sentiti dalla Congregazione delle Cause dei Santi c'è stato anche Benedetto XVI, che proprio nella sua visita a Belluno nel 2004 disse di pregare Papa Luciani già come santo. Oggi l'annuncio ufficiale: Papa Giovanni Paolo I sarà beato. Papa Luciani è qui con il suo insegnamento, con il suo esempio, con il suo sorriso. Questo è il testo inciso sulla facciata della chiesa di Canale d'Agordo, il testo pronunciato da Papa Giovanni Paolo II in occasione della sua visita a Canale d'Agordo il 26 agosto 1979. A Canale d'Agordo la notizia è arrivata all'improvviso, nessuno si aspettava l'annuncio, accolto con stupore. Qual è la sensazione, l'emozione di oggi? Non sapevo neanche di che era. Hai sentito suonare le campane e boh, sarà festa. Sono contento, è un bel momento anche per tutto il paese, per la popolazione. Davanti alla casa natale di Albino Luciani si sta lavorando per la realizzazione di un camminamento e la posa di una panchina per agevolare riflessione e preghiera. Una devota esprime il suo pensiero lontano dalla telecamera. È stato per noi un grandissimo Papa, dice, spero che porti molta serenità nelle famiglie. Il direttore della Fondazione Papa Luciani, Loris Serafini, al telefono ricorda le parole del vescovo Vincenzo Savio. Fu lui nel 2003 a farsi carico della causa di beatificazione di Papa Luciani come modello di vita. Lui teneva tanto a una santità ordinaria, no? Diceva che si fa santi non facendo cose straordinarie, ma come diceva Papa Luciani, la Madonna si è fatta santa lavando scodelle, pelando patate o qualcosa di simile. Ecco, questa immagine che lui utilizzava la usava proprio per dire la necessità a tutti di farsi santi, cioè di essere cristiani appieno. Papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto riguardante il miracolo di guarigione di una bambina di 11 anni di Buenos Aires, attribuito all'intercessione di Giovanni Paolo I. Papa Bergoglio, che della capitale argentina è stato arcivescovo, ha ora il compito di firmare il decreto per la celebrazione ufficiale. Bisognerà attendere la prossima primavera. Papa Luciani, orgoglio della nostra terra, così il presidente della regione Luca Zaia, dopo l'annuncio della firma del decreto di beatificazione di Papa Giovanni Paolo I, ha portato a San Pietro la semplicità e la concretezza della nostra gente, ma nonostante il suo pontificato sia durato soltanto un mese, il sorriso e la dolcezza del suo accento veneto hanno conquistato il mondo, aggiunge Zaia, e assieme al presidente del Veneto si unisce il coro unanime di gioia e di soddisfazione del mondo politico e della società civile. Ed in Vescovado a Belluno oggi pomeriggio abbiamo incontrato il vescovo Monsignor Renato Marangoni. 18 anni di lavoro, di attesa e di speranza, così lei ha scritto oggi nella lettera che è stata pubblicata nel sito della chiesa di Belluno e Feltre. E oggi una gioia, possiamo dire, incontenibile. Sì, 18 anni dobbiamo dire ci volevano, questo ci rassicura che è stato fatto un bel cammino e che corrisponde, penso, allo stile del nostro Don Albino, che faceva le cose proprio puntuali e fino in fondo, con un atteggiamento di predisporsi e di donarsi. E oggi una gioia che direi di apertura, di una celebrazione della gioia, perché quello che il Papa oggi ha dato un ok perché la Congregazione per le Cause dei Santi approvi l'ultimo passaggio, cioè il miracolo. Questo era proprio l'ultimo passaggio che adesso ha aperto il via per la celebrazione della beatificazione di Albino Luciani, che ancora attendiamo come data e come luogo. Quindi ancora questo è il sabato nel villaggio, cresce l'attesa e quindi la gioia. Il vescovo di Belluno Feltre oggi ha disposto per tutte le chiese parrocchiali e frazionali il suono delle campane a festa in segno di gioia e di riconoscenza. Nel colloquio con Monsignor Marangoni c'è spazio anche per un ricordo personale di Papa Luciani. Io quella sera dell'elezione di
Albino Luciani ero in piazza San Pietro, per cui ho vissuto quell'emozione lì e quel suspense dato dalla fumata grigia. Era una lunga fumata grigia che forse sta a dire tante situazioni di vita. Poi l'esplosione della fumata bianca. Ecco, direi che anche il territorio di appartenenza, di origine di Albino Luciani corrisponde al contesto, alla personalità e alla modalità con cui anche la Chiesa si manifesta. È un soffuso presentare un dato di vita che è fondamentale ed è, direi, l'esperienza vera che siamo chiamati anche a fare, di un rapporto con tutti, di apertura a tutti, perché Dio è Dio di tutti, l'ha detto proprio lui, Papa Luciani, anzi come papà e come mamma, quindi è davvero per tutti questo, è un grande annuncio. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, come sempre uno sguardo alle previsioni del tempo con il meteo. Arrivederci. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Bentrovati al meteo. Venti freddi soffiano sull'Italia, alta pressione sul nostro territorio con tempo buono. Vediamo il dettaglio di giovedì 14 ottobre. Sul Veneto in questa giornata sarà asciutto e stabile, non mancherà il sole che ci accompagnerà fin dalla mattinata. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Venti a tratti moderati da direzioni variabili. Temperature in lieve calo, minime tra 2 e 8 gradi, massime comprese invece tra i 13 e i 17 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo la stessa situazione, ampio soleggiamento e cielo poco nuvoloso. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, massime sui 14-16 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove anche in questo caso non cambia il contesto, sarà soleggiato ovunque, solo con qualche occasionale addensamento sui settori di confine, ma del tutto innocuo. Temperature minime intorno ai 6 gradi, massime infine sui 17-18 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.